E quest'ora qui non ti stella è l'ora di Giuda, perché è l'ora? Tamparà. E dunque è l'ora di? Lisa Biantoni. Allora giochiamo insieme. Salute a tutti, contento di ritrovare in Antavia Stella, Padula stasera a i Sapientoni. Auguriamo a squadra chi chiama? Jessica Marchioni, Céline Luciani e Giulia Antona, salute. Salute. Salute a tutti. Amici e colleghi, chi? Amiche e colleghi di un'impresa mondiale di Trivunia, presente in Corsica, e rappresentiamo più di 400 impiegati. Dunque, siamo più personalmente indicati in una cultura per conto mio e di noi siamo proprio di una società bislingua, dunque ci pare abbastanza normale di seguire per rappresentare la nostra impresa. È un piacere di ricevere dunque. Vi ringrazio. Giocati stasera contro la Socia Udanincu, Marina, Vincent e Jean-Louis Benedetti. Salute. C'è quasi tutta la famiglia, oh Jean-Louis. Ci siete quasi tutti, ma soprattutto venite stasera per la Socia Udanincu. La Socia Udanincu è una socio come in ogni paese per fare campare il paese. Abbiamo promozione da me corsa, a nostra corsa, è una corsa di montagna di 20 km che è salvata il 20 di luglio in Audè, e tutto il giro da Audè, 20 km. 20 km? 20 km. Come ogni corsa che c'è nei paesi. Ma io figlio della radio, ma da lontano, È una bella regione, ci va bene a vedere. Di sicuro. Non mica pedi, Boh, giocate con noi, ben inteso, ma io non posso mica giocare senza me Sapientone. A me, Patrizia Catacega, salute. Buonasera a tutti. Salute. E a voi vi piace la montagna, Assai. Assai, Ma non faccio mica la corsa da Udè. So quanto quelle 20 km della corre lì. Abbastanza. Spesso ci sono tappe più corte, in una corsa ci sono tappe più corte, dopo tappe più lunghe. Per far raggiungere 200 metri, allora basterà. Mi sono sbagliato di 3 giorni, o 23. 23. Abbiamo registrato. Scusate. Allora, giochiamo a raffica. Allora, si comincia come sempre, qua a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile. Ascoltate la prima domanda. Qual è l'odore di Prigionieri e Orphelin de Dieu? Marco Biancarelli, Portivecchio. E a suo indirizzo non l'avete mica? A giudizio Portivecchio. Risposta ora, Marco Biancarelli. Che componente ci si vuole aggiustare all'olio per ottenere la maionese? La moutarde. No. Et la moutarde. Mais pas un œuf entier dans la mayonnaise. Le jaune d'œuf. Un torlo di lo. Pas lui, no? Giusto perché conoscete a parola o torlo. La radio risposta una. Vi ringrazio. Il giallo. E dunque, allora conosce anche la parola per il bianco, che è? Acciarata. Agliarada o agliarina. Vabbè. Bravi. In che film girato in Corsica in 1997 Benoît Poulvord face l'altra strada con una banda d'amici? Les randonneurs. Les randonneurs. E si parla di montagne, di corsi montagne, conoscete risposta buona. Chi associo che ha per scopo la solidarietà per i disgraziati è stato creato durante l'inverno di 1954 da l'Abbé Pierre. Croix Rouge.
La Croix-Rouge? Ouf. Eh non, eh non, eh non. Emmaüs. Direi Emmaüs. Emmaüs. Direi Emmaüs. Emmaus, Emmaus. che porta un nome ad un piccolo paese dove l'useria apparso Gesù dopo la sua morte ai suoi discepoli e di noi s'associo che ben in aiuto ai disgraziati. La Pierre che ha fatto un lavoro da molto. Ecco. L'ultima domanda di Raffica. Contro chi squadra italiana ha guardato Sporting di Bastia in 78? Mentre l'Europea europea mi rispondite a famiglia Benedetti. Le Torino. Torino, où vas-tu Bastia? Je vais à Torino. Risposta buona. Quanto a me c'era Bastia Sana in Torino. Ah, Torino. Quelle biga io c'era. Da qui a poco 40 anni, quantunque, Passa il tempo. 40 anni e 40 punti per tutto il mondo. Bravi. Allora continuiamo ancora a variare via. A variare via una domanda e 3 possibilità per rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. E ora comincia ancora a squadra chi chiama. Si dice di Santa Lucia che la cura chi? Che la cura è malattie stintinali, di stintine, è malattie di loci o è malattie di ugerbello. Santa Lucia. Malattie di Locci. Risposta buona. Di sicuro. Santa Lucia d'altronde è rappresentata con un piatto. Si porta i occhi in un sobbiato. È stato un martire, l'hanno grebato l'occhi, dunque. C'è di Noloccio di Santa Lucia. E c'è di noi l'occhio di Santa Lucia, che non Porta conosciamo, fortuna, che porta fortuna e protegge. Tocca a noi la Società Danincu. Come si chiama il vulcano attivo dell'isola di Riunione? Tra Allora, tra a soffriera, a montagna abilata o a Bitone e a Vornesa. La Réunion. Réunion Pinton de la Fournaise. le piton de la fournaise de la Réunion. Risposta buona. Tocca a noi. Chi a cielo era rappresentato un'altra moneta di €1 greca? Tra Allora, tra Uvalcu, l'Agula o a Malagella? quel est l'oiseau qui s'est représenté sur la pièce d'1 € grec? Je sais pas, je comprends. Pourquoi est-ce que ce serait ou l'aigle ou le hibou? C'est quoi la réponse? J'ai pas compris encore cette réponse. Così veramente senza dice radio a malaceda. A Malacela. A Malacela risposta buona. A Malagella guidé, on a gelo ghibede di notte, dunque era un simbolo forte che usavano anche delle monete antiche, i draghi. Dunque hanno ribiato i greci per l'euro, hanno ribiato a Malagella come simbolo non taesobezze. D'où l'expression 1 € c'est chouette. Bravo Laurent, bravo, che buona questa. Troppo tardi stasera. Gli andati nami. L'ultima domanda. Chi sito corso era stato scelto dal governo degli anni 60 per essere un centro di sperimentazione nucleare? Tra Allora, tra i Lavezzi, o Monteginto o l'Argentella? Argentile. senza riflettere così. Quanto? Con tu che risposta buona. Ci siamo abbastanza battuti, eh? Yeah. Di sicuro. Ed è una data della nostra storia quantunque importante L'avevamo qui, eh? e l'avevamo qui e che ha messo quantunque in ballo tutte le altre lotte, posto che a pressione popolare ha fatto tanto che sul progetto qui è stato abbandonato, ma quantunque hanno fatto esobro di prima in Algeria, nel deserto e poi dopo a Mururoa. Ecco. A scimità di Lumi. A scimità di Lumi. yeah. Allora, belle squadre di Sapientoni stasera, eh?
80 punti per le due squadre, bravi. Allez, voglio salutare in un pubblico stasera. Petit clin d'œil, petit coucou au foyer d'aide médicale Petra Di Mare, à la maison d'accueil spécialisée de Casare, la salute. E per chi sono in piena forma, tutta la squadra di l'AFPA, l'agence de formation professionnelle pour adultes. A ringraziarvi di essere con noi, continuiamo e giochiamo a trappola. E la scopri insieme, le domande preparate dalle squadre. La trovate di far cascare l'altra squadra in una trappola. Allora, la cominciamo con voi. Bon, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti e se li si sbagliano, ripigliate voi i 20 punti. J'aime bien. Allora, ascoltate, perché chi in Spagna un uomo non si può maritare con la sorella di Azoedua? In Spagna, allora. È importante, in Spagna. Perché chi in Spagna un uomo non si può maritare con la sorella di Azoedua? Non le piace mica? Perché non le piace mica? Perché che è goffa? L'angoscia. Allora la risposta è assai complicata, perché in Spagna e in altro è morto. È morto. Posto che Non si può mica maritare un casurella di Azoedua. Un homme ne peut pas se marier avec la sœur de sa veuve. Parce que si elle est veuve. Tout à fait, j'ai pas... Ma je l'ha dit in Spagna più particolarmente di una soprattutto in Spagna. Bella trappola, pure sciaccamana, a me mi piace chissà che la trappola. Con questa cacciata avete preso 20 punti quantunque. Vabbè. E là, qui non si ride più. Ah, quantunque, di noisetti, Giuliano? Un poco dappertutto, sono di Goticiavari, cresciuto un Portivecchio, campo una ghisonaccia, scegliete ciò che volete. Dunque, Jean-Louis, ha girandolato. Pour les régions. Allora, potete sapere. E corso. Chi è il cognome degli abitanti di Daudet? Ah, un cognome. Il cognome degli abitanti di Daudet. Dauletti. Ciò che si dice un tagliante di Daudet o un uomo che Non li so, non so mica da Daudet. C'è una domanda di Jean-Louis. Sono Laudaninchi. Sono Laudaninchi. È un cognome, si domanda. È un cognome. De noi si dice soprannome. Soprannome. Dunque, Un Teffini. So come. chi era Parima. Chi era Jean-Louis? Sono i capitusi. Chi vai a spiegare? Posso spiegare? Hai capito? Dunque, quando c'erano i match di football, come si dice, sì, la Udaninchi come sta in montagne, sta nei capiti lunghi, qua fuori non ce n'era. E si facevano i batte sempre per i capiti. Si facevano i lampantare e ogni giorno si sono affaccati tutti. E hanno vinto. Rasciate come un piolito. E andiamo avanti i match di football tutti lunghi. Erano più leggeri. E all'epoca, non so come in che annata si è passata, ma voilà. Allora, 100 punti. Quantunque, mica male, vabbè. Ma 100 punti di no. La verità. E giochiamo a Sciapacapo. Allora, per Sciapacapo di stasera, e voglio cercare un personaggio. Voglio aiutare appena un personaggio corso. Primo indizio per trovare su personaggio, anche Patrizia. Allora, so un uomo di un mezzo, zelo si bodì. O piuttosto digeri a chi so d'un paese di un mezzo a Corsica, che non era tanto conosciuto quando sono nato, ma di già un anno da due obbligatorio. All'epoca che sono nato io.
Dunque, sono di sto paese che è sempre stato più o meno un andato obbligatorio per andare da un luogo a un altro. Non era mica conosciuto come ora. In mezzo a corsa. Non era mica conosciuto quando è nato. Dimo che quando è nato non era mica conosciuto come ora, ma era un passeggio quantunque all'epoca. Boh, Si se non avete passava mica per sto idea, paese. un altro indizio. Pa 50 punti. E io sono piuttosto radicale. So di no, so resiste di no. In mia famiglia non hanno avuto tutti gli stessi ardidezza e si sono messi in dei guai. Il y a du caractère. Je sais dire non, je sais résister. Mais dans ma famille, certains n'ont pas eu la même poigne. Ça leur a attiré que quelques ennuis. E je- Vedi. Je l'appoggia se vous volete fare una Mauvaise réponse, mon père. je vais dire au hasard, Domenico Ribeto. Domenico Rivello. No, un Michaello. Allora, un altro indizio. Avete detto radicale, Laurent. Allora, continuiamo. In 1943 sono stato arrestato e sono scappato. Quando De Gaulle è giunto in una corsica liberata, è venuto a trovarmi. Tanto sono l'unico parlamentario corso a aver ricusato il potere di Pétain. Domenico rivedo. L'ha detto L'ha Domenico detto, l'ha Rivello. Ma non era mica la stessa. Si, c'est le même. Sì, hein. sì. Cerchiamo un personaggio. Oh, basta. Se non è mica Domenico Rivello, dia un altro. On peut rebuzzer ou pas là? On peut reposer? Ci vuole aspettare l'ultimo indizio. A 30 punti. Vete. Ascoltate bene l'ultimo indizio. De Gaulle mi ha nominato ministro e ha accadastato i titoli. Sono stato maire più giovane di Francia in un 1922 e un senatore più giovane in un 1938. Un violino porta un mio nome. Allora, Zuccarelli. Zuccarelli. Era l'altro. Io ho capito. No, era Patrizia. C'era Toi, c'est Paul ton frère. Giacobbi. Era la mia prima Paul idea. Era la mia prima Giacobbi, idea. I nomi si danno, i violini portano i nomi di Uaboni, Uabu di François, e dunque un ometto vale a dire un omone, quantunque chi è visto che è stato un maire più giovane di Francia, un senatore in 38 più giovane di Francia, si è opposto ai pieni poteri di Pétain, l'unico senatore corso, parlamentario corso a essersi opposto a questi poteri qui. Dunque De Gaulle l'aveva nominato ministro di Abruista e di l'educazione, dunque una carriera magnifica in della politica, ma di noi si può dire in una certa maniera di resistenza. E un uomo che ha fatto tanto e dopo le generazioni si seguitano, ma forse si somigliano mica sempre, ma è così, sono sfarenti. E peccato per la squadra che Jessica l'ha di un teso, hai un nome a un principio di un sciappacapo. E il faut se lâcher, il faut oser, non si risica di nulla. 110 punti, quantunque, per l'associo a Udaninco. E con la musica e conoscenze della squadra che chiama 130 punti siete i nostri sapientoni di stasera, bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con le journal de la Corse. Faveli rigali quaso garta privilège l'invitation e Chala sila a Radisson Blu Ayaccio. La altrice hanno da Lica qui bruduti in Australi di Gorsiga Gastronomia. Ecco per i regali stasera, belle squadre, bella partita. Due squadre di Sapientoni, cioè a dire. Ringrazio torna al pubblico di stasera e due squadre ben intese a me Patrizia, Gatacega, Puletti Sciaccamanà, a me Sapientona, a me. Grazie, Laurent, grazie.
Venite a giocare con noi, venite in pubblico, sapientoni.tv o non la nostra pagina Facebook. Da qui una stundetta l'informazione, non ta via stella. Noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao.